Bene, iniziamo il nostro incontro. Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. È con molta soddisfazione che do avvio alle celebrazioni indette dalla nostra città di Venezia e da tutte le maggiori istituzioni ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, avvenuta nella casa di famiglia San Giovanni Crisostomo qualche giorno dopo aver redatto il testamento quel 9 gennaio 1234, dettando le sue ultime volontà al notaio Giovanni Giustinian. Oggi al mio posto, sì, avrei dato i saluti ovviamente, ma avrebbe dovuto esserci la nostra socia Alessandra Schiavon, la quale, correndo non per andare in Cina ma per raggiungere un vaporetto, è caduta malamente ed è bloccata a casa, assolutamente ferma. Quindi io credo opportuno, per correttezza nei confronti di Alessandra, che ha curato con molta competenza, attenzione, devo dire anche affetto, questo ciclo, ecco, per correttezza nei suoi confronti, io leggo quello che lei aveva preparato. Solitamente voi sapete io parlo a braccio, ma questa volta mi sembra corretto dare atto di quello che ha scritto e anche insomma della fatica che ha fatto nell'organizzare questo ciclo praticamente da sola. Alessandra scrive: ci metteremo in cammino oggi per fare un po' anche nostro, grazie ai tanti documenti scritti e disegnati che sono giunti fino a noi, quel viaggio affascinante che aveva portato i viaggiatori veneziani a conoscere quell'altrove misterioso e immaginifico dove erano andati a sedimentarsi i sogni, i miti, le leggende dell'Occidente cristiano. Un altrove posto al confine, tra noto e ignoto, tra reale, pauroso e fantastico, pieno di risonanze psicologiche. La narrazione che da questo viaggio scaturisce diventa un monumento posto alla confluenza di generi letterari diversi: cronaca, trattato scientifico di geografia e etnologia, romanzo d'avventure e manuale di mercatura, guida di viaggio che descrive luoghi remoti e isole opulenti e le genti che li abitano, i loro usi, le consuetudini, le religioni. In grado di svelare, ad esempio, per la prima volta agli europei, l'esistenza del Cipango o Giappone. Un monumento che racconta, come dice Marco Polo, queste sono parole sue, dei popoli, delle bestie, degli uccelli, dell'oro, dell'argento, delle pietre preziose, delle perle, delle mercanzie e di molte altre cose. Cose che sono anche i legni preziosi e le spezie, i pesi e le misure, i prezzi, le modalità di pagamento, l'uso della carta moneta, l'architettura e gli splendori di palazzi imperiali. È l'occhio del mercante che tutto controlla e guarda intorno a sé. È il cuore del veneziano che registra, ammira, confronta, annota. E questo lungo racconto, Il Milione, diventerà nelle sue molte traduzioni un bestseller a partire dal XIV secolo fino al XVI. Contribuirà ad alimentare l'immaginario degli europei, a spostare oltre le terre dell'India l'orizzonte del mondo allora conosciuto, traccerà nuove mete e inediti, suggestivi itinerari per mercanti, pellegrini, viaggiatori, costruendo una nuova immagine del mondo e ridefinendo con un diverso linguaggio la grande favola della terra. Siamo partiti da lontano per arrivare appunto a quelle meraviglie geografiche e alle corrispondenti meravigliose rappresentazioni geografiche che si accompagnano e gemmano dalla diffusione del Milione. Portolani e carte nautiche, tracciate di rotte per mare e per terra, mappamondi, guide e manuali di navigazione costruiti per offrire supporto a chi deve affrontare i tanti pericoli provenienti a mare vel agentis. Abbiamo previsto 4 incontri in questo ciclo.
Il primo è quello odierno, ci parleranno appunto del Milione Piero Falchetta e Camillo Tonini. Alessandra Schiavon molto diligentemente aveva fatto una breve sintesi dei vostri curricula, ma Camillo Tonini avete detto che siete noti all'ufficio, come dicono i magistrati, e quindi non dirò niente su di voi. Dirò invece che, oltre a ringraziarvi sempre per la vostra disponibilità e ovviamente per la vostra competenza, il secondo incontro si terrà giovedì 1 febbraio. Ci saranno Luca Molà, medievista, e Paola Venturelli, storica del costume. Il primo ci aiuterà a conoscere Marco Polo nel contesto di Venezia, quando, rientrato in patria sul finire del secolo, forte di un'esperienza per il suo tempo straordinaria, inizierà a muoversi sulla piazza di Rialto, tra affari e mercanti, contratti e investimenti, attento amministratore delle ricchezze proprie e di quelle che aveva ricevuto in eredità dal suo papà e dal suo zio. E Paolo Venturelli invece ci parlerà della moda del tempo, sulla falsariga dei racconti del Milione e di altre coeve testimonianze e documenti, attraverso parole, colori, abiti, ornamenti preziosi, raccontati e immaginati in uno scambio continuo tra Occidente e Oriente. Partiamo da lontano, ma torniamo quindi a Venezia. Con il terzo incontro, infine, arriviamo a lui, proprio a Marco Polo, il viaggiatore, per conoscere la sua vita e la sua famiglia. Non il narratore o l'esploratore o l'ambasciatore o il ministro fiscale di Kublai, ma l'uomo che ha fatto ritorno in patria e che in patria prende moglie, sceglie dove abitare nella parrocchia di San Giovanni Grisostomo, nelle case che erano del padre e dello zio, e qui mette su famiglia. Da qui continua la sua attività di mercante fino alla morte. Questa parte del viaggio, l'ultima, la faremo ficcando il naso, come nostro dovere, nei documenti che sono andati a comporre il codice diplomatico poliano 1288-1380, progetto scientifico tra i più importanti e ambiziosi messi in campo in questo settore, che è stato coordinato da Andrea Nanetti. Si è partiti dalle fonti già edite, si sono acquisiti documenti inediti, portati via via alla luce nel corso dell'ultimo decennio, si sono riunite e composte in un unico quadro le diverse tessere del mosaico poliano. E proprio Andrea Nanetti, che è il coordinatore di questo grande progetto, il 22 febbraio sarà qui a parlarcene. Il ciclo di incontri si concluderà infine il 14 marzo con 2 dei collaboratori del codice poliano, la nostra Alessandra Schiavon e il docente Vittorio Formentin. Con loro il cerchio si chiude mettendo a fuoco non un documento prodotto in vita da Marco Polo, ma una testimonianza più tarda, che a lui e alla reale consistenza del suo patrimonio ci conduce in linea retta attraverso la figura di una delle 3 figlie, indubbiamente la più risoluta e tenace, Fantina. Una sentenza, se ne parlerà, che descrive la favolosa eredità di spezie e gioielli, stoffe preziose, che parla molte lingue e contiene molte storie, ma di queste storie avremo modo di occuparci più avanti. Ora, dopo molte chiacchiere, entriamo in medias res e diamo voce all'altrove. Ci saranno quindi le 2 relazioni di Piero Falchetta e Camillo Tonini, che saranno inframmezzate da una lettura di alcuni brani del Milione che farà Alessandro Bressanello, noto attore veneziano che tutti conoscete, specifico che non era nel programma perché siccome è molto impegnato qui in Italia e anche all'estero non ci aveva dato la garanzia di esserci, ma fortunatamente c'è e quindi volentieri ascolteremo le sue narrazioni. Grazie, buon incontro. Tocca a me aprire le danze di questa serie di incontri. Ringrazio ovviamente la Presidente Magaraggia per avermi chiamato dentro e soprattutto Alessandra Schiavon che non può essere qui, ma insomma che mi ha voluto parte di questa cosa.
Allora, oggi io vi parlerò soprattutto di mappe, ovviamente, in relazione a Marco Polo. Che cosa voglio raccontare? Voglio dare alcuni spunti, perché ovviamente l'argomento è assai ampio così, è anche complicato, ma dare alcuni spunti, una piccola traccia storica di come, in quale modo e anche quanto, un pochino, il testo del Milione è stato usato, adottato dai cartografi dal Medioevo al Rinascimento nella composizione delle loro mappe, delle loro carte, attraverso alcuni esempi, va bene. Questo passaggio dal testo al disegno è un punto così sul quale richiamo la vostra attenzione, perché non è scontato, ovvero sia da una descrizione testuale di luoghi si tratta di descrivere e di disegnare lo spazio, ed è tutta un'altra storia, ovviamente, perché i rapporti di posizione e distanza tra i luoghi vengono fuori molto malamente o molto poco dai testi, soprattutto dai testi dal testo di Marco Polo, insomma, e quindi questo passaggio è un passaggio non soltanto di una semplice trasposizione, come si potrebbe così magari ingenuamente pensare, ma si tratta proprio di una ideazione e di un confronto incrociato di moltissimi dati che può portare più o meno con maggiore o minore precisione il cartografo a collocare i luoghi. Quindi abbiamo da una parte i luoghi, quindi Marco Polo significa soprattutto i luoghi, e la cartografia che significa soprattutto gli spazi. E apro questa rassegna di immagini che vi mostro con qualche annotazione, con queste due citazioni dal testo. Nella prima, forse l'avete già letta, ma insomma è breve, la leggo anch'io insieme a voi, di poi si entra in un deserto che dura 40 miglia e 50, dove non è acqua, ma bisogna che gli uomini la portino seco. E cavalcato che le dette 6 giornate, si arriva a una città detta Sapurgam, da una parte. Dall'altra dice Marco Polo, e partendosi da queste isole, le isole Polo Condù nell'Oceano Indiano, come s'ha navigato per scirocco da 50 miglia, si trova una provincia che è di terraferma, molto ricca e grande, nominata Lokak. Allora, non so se qualcuno di voi l'ha già notato, che allora, mentre nell'attraversamento, insomma, di territori del percorso terrestre, il riferimento è dato sia in miglia che in giornate, e poi, andando a vedere il testo di Marco Polo, l'unità di misura prevalente non è quella delle miglia, cioè di una quantità in qualche maniera calcolabile matematicamente, ma è soprattutto in giornate, mentre se si tratta di mare, di acqua, di percorsi per mare, non solo, ma anche di percorsi, se vedete nella prima nota, di deserto, e il deserto è altrettanto che il mare una superficie omogenea, quindi come la superficie del mare, quindi dove è possibile con relativa facilità calcolare delle distanze, anche se in maniera completamente diversa. Ecco, questo cosa significa tutto ciò? Significa che mentre con le rappresentazioni del mare noi abbiamo fin dall'inizio, fin dal tempo di Marco Polo, e anche precedentemente naturalmente, abbiamo delle rappresentazioni che sono quantitative, cioè durante la navigazione, va bene, si calcolava ovviamente la direzione con la bussola, la velocità con il sistema dei nodi, eccetera, con quella gomena, con i nodi, eccetera, il tempo con le clessidre a sabbia, e si otteneva una distanza. Questa distanza veniva riportata in miglia nell'esperienza e nelle carte che venivano poi disegnate, va bene. E quindi si poteva ottenere prima una descrizione precisa, relativamente precisa del percorso, ma si poteva ottenere una cartografia di questo genere. Qui siamo nel 1375 e voi, chi non ha mai visto queste mappe così, potrà
anche meravigliarsi della precisione della rappresentazione là dove le rotte erano così più frequenti, quindi Mediterraneo ovviamente, Mar Nero e in parte nel nord Europa, perché proprio la rappresentazione dello spazio poteva basarsi su elementi e su dati diciamo matematici. Ecco. Cosa succede invece per la rappresentazione del mondo? Succede questo, qui siamo più indietro nel tempo, e però vedrete che non cambia molto la situazione. Bisogna farsi veramente l'occhio per distinguere una geografia all'interno di un disegno come questo, perché è molto lontana naturalmente da ciò che noi intendiamo come geografia, ed è pur sempre, tuttavia, è pur sempre una mappa. Che cosa c'è in questa mappa? C'è appunto una geografia. Allora, abbiamo detto, sì, già insomma, ci sono delle frecce per cui sapete riconoscere voi i luoghi, insomma, divertitevi pure a decifrare i luoghi per come sono rappresentati, va bene? Ma non ci sono soltanto i luoghi, ci sono anche elementi di tradizioni diverse, di tradizioni diciamo bibliche sacre, di tradizioni letterarie, di tradizioni religiose e così via, elementi cioè che con la geografia, per come la si intende nel suo significato moderno, hanno poco a che vedere, ovvero sia nelle mappe medievali, vengono inserite molto spesso, molto di frequenti nei mappamondi medievali, una serie di presenze storiche, di presenze civili, di presenze leggendarie, i mostri, i leoni, i grifoni, gli uomini uccello, Gog e Magog, eccetera, di diversissima provenienza, che danno nell'insieme della rappresentazione una collocazione generale del mondo, va bene, con tutte le sue meraviglie. Non dimentichiamo che il titolo del milione, il titolo proprio, insomma, è il libro delle meraviglie del mondo, laddove meraviglia si deve intendere ciò che stupisce e al tempo stesso provoca ammirazione. Quindi dove non è l'elemento, diciamo, oggettivo, ecco così, è messo in secondo piano rispetto a questo elemento impressionistico della meraviglia, dello stupore. Ecco. Questo è un altro esempio, questo è il mondo, secondo un famosissimo mappamondo perduto durante la guerra, ma insomma per fortuna ne avevamo una bella riproduzione fotografica, e voi vedete che insomma una geografia, insomma, è piuttosto arduo riconoscerla, ecco, qui, perché lo scopo è una mappa, senza dubbio è una mappa, va bene? Lo scopo dell'autore che era quello di far vedere quante cose c'erano nel mondo oltre alle città, ai fiumi e così via. Quindi lo spazio in quanto tale aveva un'importanza, diciamo, relativa. La rappresentazione dello spazio in quanto tale aveva un'importanza relativa. Queste mappe, ce ne sono parecchie molto importanti e famose, sono delle specie di, insomma, non dico una cosa scontata, ma sono delle specie di enciclopedie visuali, va bene, nelle quali il mondo veniva descritto appunto non soltanto in rapporto al suo spazio, ma in rapporto a ciò che conteneva di vero, di leggendario, di tramandato, diciamo, di dovuto dal punto di vista della storia sacra e via dicendo. Questo è. Ecco, questo è per far capire, è uno zoom su una parte che è, allora lassù c'è Venezia e poi c'è, riuscite a leggere Longobardia, Liguria, qui c'è Ravenna, quindi è chiaro insomma cosa si deve intendere per geografia in questo contesto. Siamo prima di ogni idea di rappresentazione non solo scientifica ma anche diciamo verosimile dello spazio. Ecco, ciò che importava era
descrivere il mondo secondo tutto quello che si sapeva, di qualunque natura, di qualunque carattere fosse ciò che si sapeva sul mondo. Bene, quindi adesso fatta questa premessa, perché un po' poneva, un po' metteva in chiaro le difficoltà, insomma, e ciò che Marco Polo rappresenta in questa prospettiva. Allora diciamo che l'Oriente, parliamo di Asia oggi evidentemente, e l'Oriente era una terra, diciamo, poco conosciuta, ed è anche per quello che nelle mappe figurano figure mitiche, leggendarie e così via, perché qualcosa, almeno quello sappiamo che c'è, tra virgolette, e mettevano quello, non potendo definire con maggiore precisione lo spazio geografico. Ecco. Naturalmente cosa succede? Nella storia succede che c'è un periodo detto Pax Mongolica, tra i primi decenni del XIII secolo e la metà del XIV, in cui diciamo, gli spazi si aprono, la percorrenza, il viaggio è garantito da una specie di situazione relativamente pacifica, garantita dall'unitarietà, dall'unità, dalla coerenza dell'impero mongolo. Quando i mongoli si ritirano, poi si tornano indietro verso le steppe dalle quali erano venuti, e l'impero alla morte di Gengis Khan si disunisce, si rompe in vari khanati, in vari regni, così, questa sicurezza non è più garantita, le comunicazioni tra l'Occidente latino e tutta questa vasta area asiatica si diradano moltissimo e anche si interrompono, insomma, e quindi si perde un contatto diretto e molto efficace, come adesso vedremo, tra i due mondi che cercano di parlarsi, e si accettano anche in maniera abbastanza evidente, insomma, sono curiosi uno dell'altro. E se non che questa fase così favorevole, insomma, agli scambi, alla conoscenza reciproca, ha pressoché termine, insomma, alla metà del 300. Durante invece questo periodo di pace ci sono molti viaggi in Oriente, Sono soprattutto viaggi fatti non soltanto, ma io qui ne ho citati 4, a parte Marco Polo, di cui poi ci arriviamo. E ne ho citati 4, ce ne sono molti di più. Molti di questi viaggi hanno come protagonisti dei religiosi, in particolare i francescani, che vanno in Oriente con vari scopi. Sono il missionario francescano Giovanni di Pian del Carpine, e lascia la sua relazione, l'importantissima Historia Mongalorum, arriva fino a Kambalik, anche lui. Poi c'è il danese, se non sbaglio, Guglielmo di Rubruck, con il suo Itinerarium. Ci sono le lettere di Giovanni da Montecorvino e c'è la Relatio di Odorico da Pordenone. Come vedete sono tutti francescani. Al ritorno chi vive per molto tempo come Giovanni da Montecorvino, addirittura, se non ricordo male, mi pare che muoia addirittura in Cina, chi invece un numero limitato di anni e così via, comunque tutti producono una documentazione molto abbondante. E mi sono incuriosito e ho fatto una piccolo esperimento di confronto per capire come collocare il viaggio, insomma, il viaggio di Marco Polo in questo contesto di gente che andava, veniva con le iniziative più disparate. Allora, scrive Rubruck: quando partì da voi Luigi IX, re di Francia, San Luigi di Francia, mi avete detto di scrivervi tutto quello che avessi visto nelle terre dei Tartari e mi avete esortato a comporre per voi senza timore un resoconto anche molto lungo, eseguo quanto mi avete ordinato, e lo faccio tuttavia con timorosa vergogna, perché non mi sostengono parole adatte da scriversi a cotanta maestà. Quindi Rubruck inizia il suo testo così, scrive perché è stato ordinato, va bene, comandato, inviato da un re, che poi è stato anche santo, ma era soprattutto un re.
Poi abbiamo Giovanni del Pian del Carmine. Quando apprendemmo il desiderio del Santo Padre e dei venerabili cardinali e ci recammo presso i Tartari e altre nazioni orientali su ordine della Santa Sede, decidemmo di intraprendere prima il viaggio verso i Tartari. Temevamo il pericolo a causa della vicinanza dei Tartari alla Chiesa di Dio e così, nonostante la paura di morte o di una cattura permanente da parte dei Tartari o di altri rischi come fame, sete, freddo, caldo, ferite e difficoltà oltre la nostra forza, non ci dissuademmo dal compiere la volontà di Dio secondo l'ordine del Santo Padre. Quindi anche qui c'è un ordine, ma l'ordine viene da Roma, insomma dal Vaticano, viene dalla sede papale e quindi è un altro elemento da tenere momentaneamente a mente. Odorico, anche lui religioso, quantunque e molti scrittori quali hanno scritto del sito della terra abbiano ancora detto delle usanze, costumi, natura di diversi popoli, nazioni e genti di esse, non di meno, avendo io deliberato passar di là dal mar verso le parti orientali, a ciò facessi alcun frutto nella salute delle anime, mi è parso cosa lecita dire molte cose degne di grande ammirazione, come quello che avendole viste e intese possa fedelmente scriverne. Quindi qui la salute delle anime, cioè lo scopo principale dichiarato da Odorico da Pordenone è la salute delle anime, quindi la sua è una missione è una missionario, è una missione di apostolato, di conversione o di ricerca appunto di un contatto dal punto di vista religioso con queste altre genti, con queste altre popolazioni. Quindi una terza motivazione. E poi leggiamo infine quella di Polo, secondo la versione di Ramusio. Dovete dunque sapere che nel tempo di Balduino, imperatore di Costantinopoli, dove allora soleva stare un podestà di Venezia per nome di Messer Lodose, correndo gli anni di Nostro Signore 1250, Messer Niccolò Polo, padre di Messer Marco, e Messer Maffio Polo, fratello del detto Messer Niccolò, nobili, onorati e savi di Venezia, trovandosi in Costantinopoli con molte loro grandi mercanzie, ebbero insieme molti ragionamenti e finalmente deliberarono andare nel Mar Maggiore, va bene, cioè il Mar Nero, per vedere se potevano accrescere il loro capitale. Quindi, ecco, se voi ponete è chiaro, lo scopo era crescere il capitale, dopo ragionamenti se era conveniente o non era conveniente. Allora, quello che vi propongo come, diciamo, riflessione a lato, ecco, diciamo così, è di vedere come a diversa motivazione, a diverso incarico, a diverso interesse, potesse cambiare lo sguardo di chi scriveva queste relazioni. È evidente che una intenzione, soprattutto di carattere appunto missionario apostolico, si interesserà di più, prenderà nota di più, sarà più attenta a questi aspetti che non ai Polo che cercano di aumentare il capitale. Ecco, mi sembrava, qui mi fermo perché sennò andiamo troppo oltre, però mi sembrava interessante questa cosa, perché sembra che se no tutti vanno in Oriente, eccetera, tutti scrivono e così via, sembra che sia un unico movimento, che sia un unico contesto. Ecco. No, in realtà così non è assolutamente. Ecco, qui in questo schemino si vede bene quali sono i viaggi, gli itinerari, insomma, quello prima degli zii, poi quello di Marco, andata e ritorno. L'andata è per via di terra, il ritorno è per via di mare, anzi di oceano, e poi gli spostamenti fatti da Marco solo, dalla capitale, da Cambalia, verso il sud-est asiatico, per incarico dell'imperatore, dove lui ha svolto vari incarichi, insomma anche ufficiali. E quindi questo è per dare a voi l'immagine di dove ci stiamo muovendo. 2 parole sul testo del milione. Dunque, l'originale del testo non esiste più, è perduto. C'è questa redazione, il manoscritto cosiddetto F di Parigi, circa 1320, che è
in lingua franco-italiana, perché voi sapete che il milione è stato dettato da Polo, da Marco, a Rustichello da Pisa, con il quale Rustichello Marco si trovava a dividere, come si dice, sì, la carcerazione nelle prigioni di Genova, dove era appunto fatto prigioniero insieme a questo Rustichello. Rustichello scrittore, la lingua che potrà sembrare strana, questo francese sostanzialmente, però era la lingua molto, molto diffusa, soprattutto per narrazioni, ecco. Poi ci sono una redazione in latino, redazione veneto-emiliana e la redazione P in latino, che è la più diffusa, ha 65 testimoni che sono pervenuti, e poi la riedizione veneziana in veneziano e poi epitome latina. Insomma, questo testo ebbe una fortuna e una diffusione immensa, prima in forma manoscritta, sia in forma manoscritta e poi anche a stampa. La prima edizione a stampa è ad Anversa 1483 e la prima italiana è a Venezia da Melchiorre Sessa nel 1496. Cioè il testo di Marco Polo si dice addirittura, credo sia una mezza leggenda, che ai piedi del Ponte di Rialto, c'è una tradizione che vuole questo, ai piedi del Ponte di Rialto c'era un esemplare del milione incatenato, così che tutti potessero consultarlo e leggerlo così. Vero? Ben trovato. Sì, ben trovato. Allora, ci avviciniamo, adesso torniamo sulla geografia. Il testo del milione nomina e descrive circa 360 luoghi, regioni, città, isole, monti, fiumi, eccetera, eccetera. E poi c'è la descrizione di popolazioni, usanze, prodotti, alimenti, attività, stranezze varie, eccetera. Il milione, a causa di questa ricchezza estrema, a differenza dei testi scritti dai francescani, che ebbero sì diffusione, ma non in maniera paragonabile assolutamente con quella del milione di Marco Polo, assolutamente. Quindi è un libro che è sulla bocca di tutti e nelle biblioteche di tutti, insomma, per modo di dire. Comunque diventa, per un libro di lettura diffusissimo e per i cartografi del Medioevo e del Rinascimento, diventa quello che si può definire il più importante database di informazioni relative alla geografia dell'Asia. I tre testimoni principali che ho portato qui oggi per questa nostra chiacchierata sono l'Atlante catalano, il mappone di Fra Mauro e la carta dell'Asia di Gastaldi. Ecco, l'Atlante catalano, vedete, notate le misure, sono quasi 4 metri, è una pergamena composta da Abraham e Yehuda Cresques, che sono i principali esponenti della scuola cartografica maiorchina. A Maiorca c'è, insieme a Genova e Venezia, sono le 3 grandi scuole cartografiche di cartografia nautica. Infatti voi vedete che lo stile nella parte mediterranea, nella parte nota, è esattamente quello della cartografia nautica. E questo cosiddetto Atlante catalano, commissionato da Carlo V, va bene? Quindi con una committenza molto, molto importante e prestigiosa, che si è rivolta a questi 2 notissimi, importantissimi cartografi del tempo, è composto in buona parte, insomma, con notevole, come si può dire, prestiti, con moltissimi prestiti da Marco Polo. Ho fatto qualche esempio. Questo è l'esempio di una carovana che attraversa il deserto di Lop, va bene. E nella parte sinistra dell'immagine vedete il testo poliano, nella parte destra vedete il testo che c'è nell'Atlante catalano, che è scritto in lingua catalana, appunto. E se vedete le prime 2 o 3 righe del testo italiano, del testo di Polo, e vedete che sono state riprese quasi alla lettera dal cartografo dell'Atlante catalano.
e dove poi il testo poliano si dilunga, l'Atlante catalano raffigura ciò che il testo poliano dice e descrive, quindi la carovana, con prima i cammelli, con tutte le cose, con tutti i basti, i carichi delle mercanzie e così via, e poi dietro i servi e poi i mercanti, eccetera, eccetera. Questo per dire, addirittura è quasi proprio parola per parola riportato, noi sappiamo che il milione circolò in terra catalana già appunto in quell'epoca, non sappiamo esattamente in che anni, ma insomma questa oltretutto è una dimostrazione della circolazione del testo poliano anche in Catalogna. E qui c'è addirittura la descrizione della città di Cambalic, la capitale, e che l'Atlante catalano riprende pressoché alla lettera dal testo poliano. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che era considerato un'auctoritas in questo senso, nel senso latino del termine, un'auctoritas alla quale attingere perché era una fonte di informazione. Quindi non i testi dei religiosi, voglio dire, che pure circolavano anche quelli, va bene, non i testi di Odorico, eccetera, eccetera, ma il testo di Marco Polo viene preso come momento al quale affidarsi e sul quale poggiare la propria insomma, ipotesi cartografica. Questo è un altro esempio dove la descrizione di come si raccolgono i diamanti in Asia, va bene, e si gettano questi pezzi di carne ai quali restano appiccicati i pezzi di carne, i diamanti restano appiccicati ai pezzi di carne, i pezzi di carne attirano aquile e cicogne, e quando questi arrivano afferrano questi bocconi di carne e diamanti, allora bisogna picchiarli, va bene, in modo che lasciano cadere queste carne e si raccolgono i diamanti. Insomma, quindi una tecnica molto insomma, non proprio semplicissima. Ecco, anche qui è riportato nel disegno ciò che il testo descrive, quindi, insomma, quindi è una trasposizione. Ecco, naturalmente potrei continuare molto su questa cosa, su questo, far vedere quante volte così questo accade, ma insomma andiamo avanti. E passiamo al mappamondo di Fra Mauro, che qui è il nostro beniamino veneziano, quindi naturalmente, e contiene questo mappamondo di Fra Mauro, per chi non l'avesse neanche mai sentito nominare, è un monumentale mappamondo conservato alla Biblioteca Marciana, sono quasi 2 metri di lato, insomma, e così via, che contiene circa 3.000 iscrizioni. Di queste 3.000, circa 120 hanno un rapporto, riscontro diretto o indiretto con il testo del milione, ovvero sia la parte asiatica, naturalmente, si può dire che sia in buona percentuale redatta e composta secondo appunto, le informazioni di Marco Polo. Questa immagine serve solo a dare un'idea, a chi non lo avesse mai visto da vicino, com'è fatto il mappamondo di Fra Mauro, insomma, com'è organizzato, quindi con queste icone, disegni, non so, come piccole vedute, come volete chiamarle, con i nomi delle città e dei luoghi, la rappresentazione delle strade, dei fiumi, dei laghi e così via, e poi queste annotazioni che sono sia di semplici toponimi, sia poi note più lunghe che descrivono, e dove rarissimamente, e qui si sente il passare del tempo, la maggiore consapevolezza, la maggiore conoscenza, l'arrivo, l'aver digerito almeno in parte la riscoperta del testo della geografia di Tolomeo, sul quale non mi fermo, se no andiamo troppo in là, e quindi spariscono quasi del tutto i mostri. Anzi, c'è una nota in cui Fra Mauro dice: ma alcuni scrittori dicono che in Africa ci sono mostri, ma io assolutamente, per quello che io ho letto degli storici, dei viaggiatori, quelli veri, non ci sono mostri, non ci sono cose strane. Lui mette, pur essendo poi un religioso, tra l'altro, che non parla di cose soprannaturali, ecco,
assolutamente, come potremmo dire, laico nel suo atteggiamento verso la composizione di quest'opera, di questo studio, eccetera. Quello che però voglio sottolineare, invece di presentarvi anche in questo caso i 100 luoghi che corrispondono tra Marco Polo e il testo di Marco Polo e l'immagine di Fra Mauro, voglio affrontare una questione un po' laterale ma interessante. Vi mostro il frontespizio del secondo volume della raccolta Navigazioni e viaggi di Giambattista Ramusio. È un'opera notissima, di fondamentale importanza, straordinariamente, nella quale Giambattista Ramusio, erudito, editore, traduttore e mille altre cose, in 3 volumi, tra gli anni 1550 e 59, ha pubblicato 3 raccolte, corposissime raccolte, di viaggi intorno al mondo. Cioè, quindi in quest'epoca che è il 500, di grandi esplorazioni, di grandi viaggi e così via, e lui pensa bene, c'era stata qualche altra raccolta, ma non dell'importanza e del peso e della sapienza di quella di Ramusio, di pubblicare questi viaggi, commentandoli a propria volta, va bene, aggiungendo delle introduzioni, prefazioni, eccetera, e procurandoseli in giro per tutta l'Europa, quindi di autori di ogni parte d'Europa. Nel secondo volume, il secondo volume si apre con l'edizione che Ramusio fa del testo del Milione. E cosa dice per quel che riguarda Fra Mauro? Dice, resta in questa introduzione che riguarda appunto Marco Polo, scusate, no, questa introduzione no, che riguarda Fra Mauro, l'introduzione è al testo di Marco Polo, e all'interno di questa introduzione si leggono queste parole. Resta che io dica ancora in generale alquante cose sopra questo libro di Marco Polo, che io, essendo giovane, udì più volte dire dal molto edotto e reverendo Don Paolo Orlandino di Firenze, eccellente cosmografo e molto mio amico, che era priore nel monasterio di San Michele di Murano accanto a Venezia, dell'ordine di Camaldoli, che mi narrava averle intese da altri frati vecchi pur del suo monastero. Quindi Paolo Orlandino dice a Ramusio di aver sentito, quando Ramusio era giovane, quindi siamo 1530 circa, di aver sentito da altri monaci del monastero di San Michele di Murano, va bene, questa storia che lui riferisce. E questa storia cos'è? È come quel bel mappamondo antico, miniato in carta pecora, che oggi ancora in un grande armadio, si vede accanto il lor coro in chiesa, dove era originariamente stato sistemato il mappamondo. La prima volta fu per un loro converso del monastero, quale si dilettava della cognizione di cosmografia, diligentemente tratto e copiato da una bellissima e molto vecchia carta marina e da un mappamondo che già furono portati dal Cataio per il magnifico messer Marco Polo e suo padre. Ecco, allora, secondo questa testimonianza, sembrerebbe che il mappamondo, che Fra Mauro abbia disegnato il suo mappamondo, traendo e copiando da una carta che Marco Polo, da una carta cinese ovviamente, che ha portato da Cataio. Allora, ipotesi assolutamente accettabili, perché insomma non è niente di strano che Marco Polo avesse portato delle carte. E tra l'altro sappiamo che lo scrive anche Marco Polo stesso, che nel viaggio nomina appunto la carta marina usata dai marinai cinesi. Però, primo, va bene, questo non è significativo più di tanto, di questa carta cinesi non c'è nessun segno, nessuna testimonianza, nessuna evidenza, come si dice, che da qualche parte qualcuno l'abbia vista, ne abbia preso un appunto, abbia
anche perché magari era in cinese, per cui insomma, magari, era assolutamente indecifrabile da quelli che eventualmente potevano averla vista e così via. Ma poi c'è questo fatto, che appunto, ora vi sottopongo, le due immagini superiori, quelle più in alto, sono immagini di due carte cinesi composte all'epoca più o meno di Marco Polo. Queste sono, diciamo, delle copie di non molto dopo, quindi sono assolutamente così, affidabili, diciamo, come testimonianza della cartografia del tempo di Marco Polo. Ecco, vedete in queste carte, allora, ovviamente la Cina, va bene, questa non è chiaro, potrebbe essere l'India, potrebbe. Questa qua, l'Arabia, e questa è l'Africa. E qui lo stesso, l'Africa, l'Arabia e poi tutta questa massa, diciamo, compatta dell'India. Ovvero, se veramente Fra Mauro avesse avuto sott'occhio, avesse copiato, si fosse ispirato a carte cinesi che avesse ritenuto credibili, attendibili, non dimentichiamoci che Fra Mauro si basa su carte dell'Africa, va bene, che gli sono diciamo, trasmesse da alcuni religiosi della Chiesa d'Etiopia, la Chiesa di Alessandria d'Etiopia, e quelle assolutamente le tiene, anzi dice: ho ricevuto queste carte da loro che mi hanno mostrato i fiumi, i laghi, i posti, tutto quanto. In questo caso non solo dice niente, ma la figura geografica è così differente che insomma sembra difficile se consideriamo che appunto Fra Mauro è questo. E cos'è che richiama Fra Mauro? Richiama la geografia tolemaica, quel testo del secondo secolo d.C. che nel primo 400 viene riscoperto e che apre insomma la strada a quella che noi chiamiamo oggi geografia in senso appunto moderno. E quindi io non credo che questo racconto di Ramusio sia un racconto un po' che tende così, un po' superficiale, ecco, se posso dirlo, va bene, che anche nel tono è un po', come dire, così, non molto estimativo, perché dice un converso ma che si dilettava, tratto, copiato, insomma, quindi ci sono delle ragioni di ciò, perché al tempo di Ramusio ovviamente la geografia aveva fatto dei passi molto avanti e soprattutto con lui collaborava un grandissimo geografo che era Giacomo Gastaldi, il quale non poteva accontentarsi della geografia di Mauro. Ecco, questo è un altro elemento da aggiungere, va bene, del rapporto cartografia fra Mauro e cartografia dell'Occidente latino e Marco Polo. Marco Polo c'è nelle notizie, nei nomi, in tutto, ma non nella figura del mondo. E Giacomo Gastaldi appunto è l'autore, innanzitutto delle carte murali che sono a Palazzo Ducali nella Sala dello Scudo, anche se una parte di quelle sono state distrutte dall'incendio del 1577 e poi sono state rieseguite, ma qualcosa c'è ancora, ed è stato il grande geografo, quello che ha fatto le carte per l'edizione del Ramusio delle navigazioni e viaggi, e poi ha fatto questa enorme carta, cioè in 3 parti, prima, seconda e terza parte dell'Asia, che è diventata il punto di riferimento obbligato per tutti i cartografi che sono venuti dopo. Quindi Gastaldi è un geografo nel senso moderno del termine, va bene? Quindi si passa, lui ormai siamo laddove la descrizione dei luoghi è ormai la cosa meno importante, così marginale, rispetto alla descrizione dello spazio, perché si parla di geografia, si parla di latitudine, longitudine e così via, insomma. Però ciò non toglie che anche il rigoroso, capacissimo, coltissimo Gastaldi non disprezzi affatto di citare in alcuni momenti della sua
rappresentazione dell'Asia, va bene, che appunto, ripeto, è una carta che avrà un successo secolare, insomma, quindi perché viene presa a riferimento e tenuta a riferimento da moltissimi in tutta Europa, dai cartografi di tutta Europa per moltissimo tempo. E qui vedete, senza che vi stia a leggere tutte queste iscrizioni, insomma, sono proprio citazioni testuali dal milione che lui fa. Perciò anche il Rinascimento, ancora nel Rinascimento, Marco Polo è vivo e vegeto, non solo, è molto attivo in questi documenti. Lo stesso può dirsi andiamo oltre i confini dell'Italia, Ortelius con il suo, l'autore di quello che viene considerato il primo Atlante moderno del mondo, pubblicato nel 1570, e cita Marco Polo, Mare Sciticum et Tabin. Tabin era il nome che Plinio il Vecchio dava alla parte che si riteneva più settentrionale dell'Asia, del continente asiatico. Vede, Mare Sciticum et Tabin, Plinius et Marcus Paulus Venetus multas in insula esse dicunt, sed numerum neque situm tradunt. Quindi ci dicono che ci sono molte isole, ma non ci dicono né il numero né dove sono. E poi ancora, quindi accostare Plinio il Vecchio, autorità assoluta del I secolo d.C., autore della sterminata Historia Naturalis, geografo, storico, naturalista, eccetera, eccetera, insomma, a quello di Marco Polo, che due autori insomma, un accostamento che spicca moltissimo. E lo stesso può dirsi per il Mercatore, in cui in questa grande composizione di tutto il mondo, siamo 569, quindi siamo sempre in quell'epoca là, cita più volte Marco Polo, perché cita addirittura in quest'altra nota, cita addirittura il passo preciso, libro primo, capitolo 61, mi pare di leggere. Ecco, si riferisce perché è autorevole, tuttora, 1569 è tuttora autorevole, quindi da studioso, da scienziato vero, cita le sue fonti, insomma, ecco, le cita esplicitamente, e una di queste fonti, insieme ad altre, è Marco Polo. Ecco, concludo con questa immagine qua. Allora, per vedere per portare fino a noi Marco Polo, un po' così, insomma, ve lo propongo così come viene. Allora, Gastaldi pubblicò un libricino, va bene, la Universale Descrizione del Mondo, nel 1562, che doveva accompagnare una grande carta che si è perduta, nella quale c'è, nel libricino, nel nord della Cina, c'è questa provincia detta Ania, posta nell'estremo nord-est dell'Asia, di fronte all'America, quindi diciamo Siberia, ma forse non è così. Comunque di fronte all'America, che una volta si riteneva in via del tutto teorica, senza che ci fosse stata un'esplorazione, che Asia e America fossero comunicanti, cioè che ci fosse un passaggio asciutto, insomma, tra i due continenti. Va bene? E questa è la prima volta che Gastaldi dice no, momento, c'è dell'acqua in mezzo, va bene, e c'è si chiama lo stretto, e lo chiama lo stretto di Ania. Il nome lo prende da Marco Polo, va bene. E questa questione dello stretto di Ania, che verrà poi esplorato per la prima volta davvero nel 1728 da Vitus Bering, che oggi si chiama stretto di Bering, è una questione che nel 500 si pone molto molto seriamente importante, perché così è il tentativo dell'apertura del passaggio a nord-est, ovvero sia del passaggio che dal nord Europa nel 1555, mi pare, gli inglesi fondano questa Compagnia delle Russie proprio alla ricerca di questo passaggio a nord-est, quindi arrivare all'Oceano Pacifico e alla Cina senza fare il giro del mondo, perché naturalmente il passaggio è molto più... Ed è per questo che dico che porto Marco Polo fino a noi, perché da questo semplice nome, così, da questa parola che Gastaldi prende a prestito e intitola,
e che finisce poi in tutte le carte come Freitum Agnan oppure Stretto di Agnan, il nome di Marco Polo arriva fino a noi in questa questione che oggi è di assoluta attualità, perché è una delle vie che si sta per aprire, che si sta aprendo a causa dello scioglimento dei ghiacci e del riscaldamento globale, e che è una via strategica per insomma, gli scambi economici, eccetera. Bene, con ciò concludo, vi ringrazio. Ora Alessandro Bressanello leggerà alcuni brevi passaggi del testo di Polo tratti dalla redazione o dalla versione toscana del Milione. Bene, grazie. Signori imperatori, re e duci e tutte altre genti, che volete sapere le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro, dove le troverete tutte le grandissime maraviglie e gran diversità delle genti d'Erminia, Armenia, di Persia e di Tarteria, di India e di molte altre province. E questo vi conterà il libro ordinatamente, siccome Messer Marco Polo, savio e nobile cittadino di Venezia, e non di Croazia, nota del lettore, le conta in questo libro, ed egli medesimo le vide. Ma io voglio che voi sappiate che poi che Dio fece Adamo nostro primo padre, insino al dì d'oggi, né cristiano, saracino o tartaro, né niuno uomo di niuna generazione non vide né cercò tante maravigliose cose del mondo come fece Messer Marco Polo. E vi dico che egli dimorò in quei paesi ben 36 anni, lo quale poi, stando nella prigione di Genova, fece mettere per iscritto tutte queste cose a Messer Rustico da Pisa, lo quale era preso in quelle medesime carceri negli anni di Cristo 1298. Egli è vero che ci sono due Arminie, la picciola e la grande. Nella picciola è signore uno che mantiene giustizia buona ed è sotto il Gran Khan. Quivi sono molte ville e molte castella e abbondanza di ogni cosa, e avi lì si trovano uccellagioni e cacciagioni alzai. Quivi solea già esser valenti uomini, ora sono tutti cattivi. Solo gli è rimasta una bontà, che sono grandissimi bevitori. Ancora sappiate che sopra il mare è una villa che ha nome Ayas presso i geografi arabi, o anche Laiazzo, oggi Iskenderun nell'Armenia minore, nel Medioevo scalo obbligato per chi volesse inoltrarsi per via di terra verso la Persia, la quale è di grande mercandanza, e qui vi si trova tutte le spezierie che vengono da lì entro, e i mercadanti di Vinegia e di Genova e d'ogni parte, quindi da lì le levano, e li drappi e tutte altre care cose, e tutti i mercatanti che vogliono andare in fraterra prende via da questa villa. Di capo della China scritto così, ha un piano molto bello che si chiama Lo Piano di Formosa. Si tratta di Urmuz, sullo stretto tra Golfo Persico e il Golfo di Oman, e dura 2 giornate e avvii bella riviera, e qui ci sono pappagalli e altri uccelli divisati, diversi, dagli nostri. Passate 2 giornate c'è lo mare, e in su la ripa è una città con porto che ha nome Cormos o Formosa, è sempre Urmuz. E qui vi vengono d'India per navi tutte spezierie e drappi d'oro e denti di leofanti e altre mergantetie assai. E quindi da qui le portano gli mercadanti per tutto lo mondo. Qui vi è gran caldo, e se non ci fossero lì giardini con molta acqua di fuori dalla città non camperebbero.
Quivi si fa lo vino di datteri ed altre spezie assai. Non usano nostre vivande, anzi usano pesci salati e datteri, e con questo dimorano sani. Dall'isola di Skara, qui si ha molta ambra, e li hanno drappi di bambagia buoni e altre mercadantie, e si hanno molti pesci salati e buoni. Essi vivono di riso e di carne e di latte e vanno tutti ignudi. Qui vengono molti corsari a vendere loro prede e vendello bene, perciò che sanno che questi corsari non rubano se non a saracini e idolatri e non a cristiani. Questi sono buoni incantatori e dirovi di loro incantesimi. Se una nave andasse a vela forte, egli no lo farebbero. Nota dell'autrice, si noti il condizionale. Egli no farebbero venire vento in contrario e farebberla tornare indietro. E si fanno venire tempesta nel mare quando vogliono, e fanno venire quale vento vogliono, e si fanno altre cose meravigliose, che non è buono a ricordare. Tutto qui. Allora, tanto mi associo anche io naturalmente ai ringraziamenti e all'augurio di una ripresa di pronta salute all'amica Schiavon, che in questo momento si trova in una qualche difficoltà. Chi mi ha preceduto, Falchetta, caro amico anche lui, ha dato un quadro di quello che è stato la intensità con la quale Marco Polo ha inciso sulla geografia e sulla cartografia del suo tempo. Io invece farò un rapidissimo excursus per vedere la fortuna che ha avuto Marco Polo nel tempo, e non solamente come geografo, che è, diciamo, la parte che è stata più studiata, e anche in quelli che sono gli scritti di geografia che riportano appunto quanto i geografi del tempo hanno ripreso da Marco Polo, ma anche dopo quelle che sono state in questo uomo dalle mille sfaccettature i temi che Marco Polo ha suggerito poi per un suo uso o per comunque una percezione che c'è stata della sua figura nel tempo, e arriviamo fino ai nostri giorni. Quindi sarò rapidissimo e cercherò, come dire, di tirar fuori, di darvi delle immagini in maniera come in una mostra, sostanzialmente, in un percorso molto rapido che ci porta fino ai giorni nostri. Perché geografo è stato Marco Polo, nel senso ampio della parola, certo non cartografo, ma ha dato tutta una serie di indicazioni di quelle che oggi chiamiamo la geografia umana, quindi economica, quindi delle abitudini delle diverse popolazioni, di quelli che sono i loro usi e costumi, di quello che mangiano, della moneta che usano, cioè tutte queste indicazioni che oggi fanno parte della geografia umana più che della cartografia, che è una parte pur importante della geografia, che però voglio dire appunto va a specificare i luoghi, mentre la geografia è una scienza più a tutto tondo. Però è stato preso Marco Polo anche ad esempio per la sua capacità diplomatica di riuscire a prendere contatti con questi mondi lontanissimi dei quali si sapeva pochissimo, e lui è riuscito a farsi accettare, a entrare nei meccanismi politici, a sapere osservare le abitudini di queste persone, a sapere anche, tra l'altro, comunicare con loro attraverso evidentemente una capacità incredibile anche nell'apprendere lingue, nel riuscire proprio ad avere un rapporto diretto con le popolazioni con le quali lui poi ha avuto contatto nel suo lungo viaggio. Ma è stato anche Marco Polo preso come
come esempio dell'intraprendenza commerciale, di quello che ha saputo con i commerci, che ha saputo con le sue mercanzie, con la sua lungimiranza a portare, a cogliere quelle che potevano essere le ricchezze da scambiare con l'Oriente e da portare poi in Occidente. Quindi anche in questo è stato più volte citato e ripreso nei secoli a venire dopo la sua avventura. È stato un uomo di avventura e quindi ha avuto anche qua tutta una serie di libri che sono stati scritti su di lui e anche la traduzione del suo stesso libro visto come un racconto di avventura che poi tra l'altro è anche fatalmente diventato, specialmente nell'ultimo tempo, un libro di fiabe, un libro favoloso. È il lontano Oriente che noi ci immaginiamo, non ci importa sapere se è vero o non è vero, non importa sapere se quello che scrive effettivamente risponde alla realtà. Quello da cui noi ci facciamo affascinare è da come questo racconto si snoda attraverso tutta una serie di cose fantastiche. Però mi tocca anche a me, e mi riallaccio a quello che ha detto Falchetta, a un elemento cartografico, e quindi Giacomo Castaldi, di cui vi è stata data l'importanza proprio nel mondo della cartografia. Questo è un planisferio che è stato fatto a Venezia, è stato edito da Mattia Pagan alla Frezzeria, alla bottega Alla Fede. È un documento del 1550, ce n'è una copia alla Biblioteca Vaticana e basta, e vedete nella parte in basso a sinistra c'è l'immagine di Marco Polo che è accoppiata all'immagine di Tolomeo in alto, all'immagine di Cristoforo Colombo e quindi l'immagine è quella di Strabone che è a destra. Due geografi dell'antichità importantissimi, due viaggiatori più che geografi, diciamo. Tra l'altro Cristoforo Colombo non ha scritto niente, credo, mentre Marco Polo ha lasciato il suo milione, quindi una testimonianza scritta, e qui lo possiamo vedere come viene rappresentato come un vecchio sapiente che ha in mano una sfera armillare, e cioè uno strumento scientifico che allora stava a rappresentare appunto la Terra al centro secondo una concezione tolemaica e le sfere del cielo che gli girano attorno. Ora francamente non so, e interessa anche molto poco sapere se Marco Polo conoscesse le sfere armillari. Sicuramente comunque questo aspetto così scientifico che gli viene dato in questa carta del Castaldi è qualche cosa che ancora dura, questa autorità scientifica ancora dura con Mattia Pagan, con questa carta del Castaldi del 1550. Questa è una xilografia ampia, grande, perché questa, come quelle che vi faccio vedere dopo, erano delle carte che si attaccavano a muro, erano delle carte che facevano d'arredo nelle case nobiliari e che quindi anzi si aveva piacere per avere un'idea tutta quanta complessiva del mondo e delle scoperte scientifiche che in quel momento il mondo andava mano a mano a scoprire. Questa è invece una carta di Abramo Ortelio, stiamo parlando, una carta è stata edita per la prima volta ad Anversa e nel 1567, e però anche a significare la grande produzione cartografica che c'era, per tradizione c'era a Venezia, viene poi prodotta anche a Venezia nel 1573 da un altro grande editore che è Donato Bertelli. Quindi quello che si fa nei Paesi Bassi poi dopo pochi anni arriva a Venezia. È una carta anche questa di grandi dimensioni,
è una carta che viene oggi anche conservata al Museo Correr. Le cose di cui vi parlo, a parte la prima, sono tutte quante conservate al Museo Correr, e questo perché sono elementi che ci sono serviti a suo tempo per creare anche delle mostre proprio sulla cartografia antica e sul percorso fatto da Marco Polo. Ci sono altre 3 copie di questa carta, una alla Biblioteca Vaticana e l'altra, credo, sì, è in Olanda. È una carta di provenienza Molin, Ascanio Molin, quindi è una carta che viene da una casa privata. Quindi è una carta appunto di queste che servivano ad arredo di questa famiglia veneziana, che poi lascia con Ascanio Molin al Museo Correr il suo patrimonio. Voi vedete che io ho cerchiato alcune cose sulle quali adesso arriviamo, perché ci sono delle scritte che parlano di Marco Polo e ci danno la percezione di come Marco Polo fosse ancora affidabile da un punto di vista geografico, ma come anche nel prosieguo questa affidabilità un po' alla volta viene meno. E questo naturalmente perché dopo questa interruzione che ha richiamato Falchetta di questa Pax mongolica, che dopo un po' però si sfalda, per molto tempo, per quasi 2 secoli, in Asia, nell'estrema Asia, era difficilissimo andare a visitare i luoghi, andare a poter fare viaggi. Quindi per moltissimo tempo non ci sono state più relazioni che invece erano alla fine del 200 e all'inizio del 300. E andiamo a leggere qualcheduna di queste. Ecco, vedete quella che c'è al centro. Io adesso è inutile che vi legga tutto quanto, forse lo potete vedere anche lui. C'è scritto che Marco Polo Veneti, quasi tutte queste carte insistono sul fatto che fosse veneziano. Insiste anche il nostro sindaco adesso, quindi glielo possiamo concedere, insomma, perché tutte queste sempre mettono Veneto. Qui solus as septentrionale Asie partes per lustravit, il solo che è andato a visitare questi luoghi. Quindi quello che dice Marco Polo ci dobbiamo credere, perché non abbiamo altri tipi di confronto. Auctoritate fecundus, quindi tra l'altro anche uno che ne ha dette tante, ne ha raccontate tante. Qui in questa bella immaginifica rappresentazione del Gran Khan Kublai nelle sue tende ci sono anche qua anche altre due scritte che sono interessanti. Tartari olim scithe dividunt per ordes ad effigem civitatis coactas sub caribus e pellis degunt, cioè vivono sotto i carri e sotto le pelli, gens inumana feritate insigni e temutati sedibus sempre errans, e vanno sempre in giro da una parte all'altra. Orum nomen primus, il loro nome viene, la loro conoscenza nel 1212, e un'Europa fu udito, de is legge Marco Poli Venetum e Laitonum. Qua si ferma a un certo momento il cartografo e dice: se ne vuoi sapere di più, vattelo a leggere tu direttamente. È già in una qualche maniera una presa di distanza nei confronti del nostro Marco Polo. Qui invece è la città di Quinsay. Su Quinsay, che è l'attuale Hangzhou, c'è una lunga descrizione da parte di Marco Polo nell'Emilione, e qui viene riportato proprio in quell'alternanza in cui queste carte, cioè sia la parte geografica da un punto di vista proprio della cartografia, sia anche una parte del racconto delle cose che si vede. Qui viene riportata la testimonianza di Marco Polo, viene riassunta,
Urps sai ut Marco Paulus Venetum refer abet 100 miliaria in circuitus, inea sunt 12.000 pontes, interquos non nulli tanta sunt altitudine, ut naves pausis velis sub eis transeat. È una città enorme dove ci sono 100.000 persone, ci sono 12.000 ponti, evidentemente a Marco Polo ricordava Venezia, sotto la quale passano alcune navi direttamente tirando giù le vele ma con gli alberi tirati su, cioè sono dei ponti straordinari. Questa è un'altra citazione appunto da Marco Polo. Questo è il mare Scitico che ha citato anche prima il nostro Falchetta, mare Sciticum dulce esse Plinus, anche qua appunto l'accostamento a Plinio, multorum autoritatis astruit, id del que multa seneo esse insula dicit, ut etza Marco Polus venetit, sed neque situm, neque numerum trautunt. C'è Plinio, c'è Marco Polo, però poi questi signori non fanno né numeri né più che tanto entrano nei particolari di queste zone. Sono ancora questi qua dei planisferi, delle carte geografiche, che naturalmente sono ancora carichi di raffigurazioni, ci sono pesci, mostri, ci sono tante cose che vanno poi in una qualche maniera a riempire luoghi sui quali nulla si sa, e quindi a questo punto si riempiono anche con delle raffigurazioni. Qui passiamo a un'altra carta, che è quella del Rosaccio. No, aspetta, andiamo indietro. Ecco, Rosaccio è stato, siamo sempre nella metà del Cinquecento, un grandissimo editore, un medico, è stato uno di quegli uomini che ha interpretato il sapere in tutte quante le sue varietà, e anche è stato un cartografo. Questa carta, che anche questa è un planisferio che si riferisce comunque a quello del Castaldi, è una carta che presenta subito delle incongruenze, perché voi vedete che sul titolo, in alto a destra, la data che è riportata è 1647. Al centro, invece, c'è un piccolo cartiglio nel quale c'è scritto in Bassano per Remondini 1597, e al colo in un'altra scritta c'è intagliò Giovanni Battista Mazza, venezian, maestro delle stampe della Zecca di Venezia del 1597. Allora è chiaro che questo è uno dei tante, scusatemi il termine, falsificazioni o appropriazioni che sono state fatte dai remondini di materiale precedentemente pubblicato da altri, e questo siamo alla fine del Cinquecento, e questo materiale è stato, però poi nella cosa definitiva, nella redazione definitiva di questa mappa, si sono dimenticati di cambiare tutte quante le date, e quindi viene fuori che è una data fatta nel 47, però su un precedente del 97. E abbiamo anche qui un particolare, la nave di Marco Polo veneziano, il quale andò alla Guinea Minore, essendo al servaggio del Gran Cane, imperatore dei Tartari, l'anno 1220. Questo della Guinea è un tema che ricorre spessissimo, perché la Guinea era la parte sotto, ormai più a sud, sulla quale poi Marco Polo probabilmente c'è solamente che è passato da molto lontano, che era quello poi che collimava con le isole della Sonda e con l'Australia. Per cui su questa parte del mondo dovremo veramente aspettare il 600 per avere più chiarezza di come stavano le cose. Ritorna anche qui qui, ecco, in questo riquadro, questo lo leggete poco, c'è scritto
qui regnava al tempo passata il prete Gianni, così come riferisce Marco Polo. Allora il prete Gianni era una figura tra il mitico e lo storico, ne parla anche il Marco Polo, di un regnante che a lui si era opposto e col quale tra l'altro aveva combattuto anche una guerra. Il prete Gianni viene tra l'altro posizionato o qua in questa parte settentrionale dell'Asia, o anche viene situato in Etiopia. È stata fatta una bella mostra dal professor Curatola nel 2000 qua a Venezia, dove appunto si intitolava la mostra, che era sui dervisci, e il dervisci mostra gli sciamani e dervisci dalle steppe del prete Gianni. È una figura leggendaria in una qualche maniera, storicamente poco provata. Però anche qui in una qualche maniera si riafferma l'autorità di Marco Polo, come Ser Marco Polo riferisce. Passiamo al 600. Naturalmente il cartografo che a Venezia più di tutti è in auge, con una produzione sterminata di carte, è Coronelli, Vincenzo Coronelli. Qui vedete 2 dei mappamondi che ci sono al Correr, e sono 2 mappamondi che lui dedica al Francesco Morosini. Siamo nel 1689, quindi molte scoperte geografiche nel frattempo ci sono fatte, molte relazioni sono arrivate, molti dati sono stati aggiornati. E anche qui sul proprio problema di Giava abbiamo questa scritta della Guaiana, scusate. La Guaiana minore: varie sono appresso i geografi l'opinione del sito della Guaiana minore, collocandolo alcuni sotto il tropico del Capricorno, secondo quello che Marco Polo, patrizio veneziano, scrisse nel libro terzo, carta 13ª, altri credendolo alla Sumatra, per la distanza che ne assegna il medesimo, allora volendola per l'isola Concuva. È un'isola della Sonda, è stata individuata in un'isola della Sonda, e qualche altro dei più moderni per la Nuova Olanda. La Nuova Olanda è le coste della nord dell'Australia. Noi, tra le tante varietà dei pareri, non terminando cosa alcuna, lasciamo la contesa indecisa. Si capisce che l'affidabilità da un punto di vista del geografo qui, insomma, viene in una qualche maniera a essere messa in discussione, per cui anche se Marco Polo dice questa cosa qua, non sappiamo bene se le cose stanno così. E anche quest'altra, nelle tante carte che Coronelli ha fatto della Cina, e queste qua non sono tanto ispirate dai francescani come quelle del 300, quanto quelle dei gesuiti, che hanno fatto una penetrazione molto diffusa nella Cina. Credono alcuni, scoperto questo luogo da Marco Polo, il paese di Locac, che avanzandosi 500 miglia trovasse l'isola Penta e il legno di Maliur, dei quali, non avendosene certezza maggiore, oltre le relazioni raccolte da Ramusio nel secondo volume, molti moderni hanno trascurato nelle sue tavole. Anzi, l'abate Baudrand gli numerò 3 paesi fittizi a cui si oppose Vitale e Terrarossa. Ecco, qua siamo nel pieno proprio della polemica che si viene a creare nel 600, dove Antoine Michel Brudand contesta in tutte le maniere l'affidabilità di Marco Polo, mentre il Vitale Terrarossa, con un altro suo libello, cerca di riabilitare Marco Polo dicendo che in effetti però molte delle cose che lui raccontava sono assolutamente credibili e sono vere, anche se naturalmente vanno aggiornate e interpretate. Passiamo rapidamente al 700. Questa è un'immagine che voi avete probabilmente già negli occhi, perché è un'immagine degli abiti dei veneziani. Quando si parla di Marco Polo viene sempre fuori questa immagine qua. Siamo a metà
del Settecento. Giovanni Gravenbroch, voi sapete, ha fatto questi album, questi codici Caradenigo Dolfini, che anche questi sono al Correr, e vediamo che Marco Polo, sotto tra l'altro il suo stemma, la sua arma con le 3 cornacchie o comunque degli uccelli neri, è vestito da Tartaro. Allora, la prima parte di questo scritto, la prima parte che ho segnato, questo gentiluomo però ebbe i primi carichi in quella corte perché aveva preso 4 difficili linguaggi e, ben profittando delle grazie del Kublai Khan, quindi egli e i suoi furono adoperati in seriose spedizioni di mare e di terra, onde poté con fondamento scriverle in un libro chiamato Il Milione. Quello che colpisce di più, in questo caso Gravenbroch, è il fatto non tanto più del geografo, che in una qualche maniera viene un po' messo da parte, ma quello del diplomatico, cioè che Marco Polo è riuscito a entrare in questo mondo lontano, difficilissimo, anche tra l'altro la sua abilità diplomatica, ma anche il fatto che maneggiava 6 lingue, che sono tante. Il fatto che però sia vestito in questa maniera, se può voler dire che c'è stata una rapida assimilazione di Marco Polo al mondo nel quale è andato a visitare, in effetti ha una spiegazione un po' più fine se leggiamo invece la parte successiva che ho evidenziato. Parla delle case dei Polo in contrada San Giovanni, Grisostomo, che sono state demolite per far posto al Teatro Grimani, attuale Malibran. Sopra le scene nella nostra città, per estro poetico del conte Gaspare Gozzi, vedessimo rappresentati alcuni di lui saggi e gesta, superate varie superstizioni e persecuzioni, nonché accreditata altrove la Veneta Nazione. Allora, tra proprio le opere di Gaspare Gozzi ce n'è una che si chiama Marco Polo. Gaspare Gozzi è stato anche l'autore, non so, della Turandot, no? E cioè ha richiamato questo mondo lontano d'Oriente, e quindi probabilmente questo vestito che indossa questo Marco Polo in questa figurazione è un vestito di scena, cioè la rappresentazione di quello che lui, Gravenbroch, ha visto in questa commedia, in questa pièce di Gaspare Gozzi al Teatro Grimani. Andiamo avanti. Bene, siamo arrivati a Palazzo Ducale. È stato detto prima da Falchetta che Gastaldi con Ramusio, attorno al 1550, hanno avuto l'incarico di dipingere la Sala dello Scudo con le rappresentazioni, con delle mappe geografiche del mondo allora conosciuto, a onore e gloria dei grandi viaggiatori veneziani. Queste mappe, questi dipinti, sono ormai nel 1760 andati quasi completamente distrutti. Per cui il Senato decide che anche qui, non tanto per ricordare il geografo, ma quanto per ricordare questo interprete straordinario della civiltà veneziana, questo viaggiatore e insieme ad altri viaggiatori veneziani, decidono che queste mappe vanno restaurate, e per far questo danno l'incarico, anche su suggerimento di quello che diventerà il doge Francesco Morosini, di affidare a Francesco Griselini il fatto di restaurare tutte quante le mappe della Sala dello Scudo e di fare i ritratti di questi personaggi che sono stati
considerati grandi viaggiatori. Questo è quello che riguarda Marco Polo, però ce ne sono anche altri, Marin Sanudo, Niccolò Mannucci, Josafat Barbaro, Alvise da Mosto. Per fare il restauro della mappa dell'Asia, la prima da cui si parte, a Griselline viene richiesto una prova. Noi te lo diamo da fare, però tu ci devi dare prima una prova della tua capacità. Lui aveva dato già altre prove prima, ma una nuova prova, un modello. Il modello è questo, che viene presentato nel 1772 dalle Grisellini col titolo appunto Modello primo di una delle antiche tavole geografiche della Regia Sara dello Scudo. Le raccomandazioni che vengono fatte dal Senato è di attenersi assolutamente il più possibile a quello che era il disegno originale, il tracciato originale fatto dal Gastaldi e assistito allora dal Ramusio. Grisellini presenta questo modello, che tra l'altro poi è stato andato sul mercato antiquario ed è arrivato anche questo, alla fine è stato comprato da Teodoro Correr e quindi anche questo è al Museo Correr. E dopo un anno viene presentato la sera della vigilia di Natale alla Doge e anche a tutta quanta la sua corte serenissima questo grande dipinto, stiamo parlando di qualche cosa che è 280 centimetri per 6 metri, quindi voglio dire, non so se avete presente la Sala dello Scudo a Palazzo Ducale, purtroppo per molti anni, e forse spero che in questa occasione che ci sarà la mostra, verranno tirate fuori di nuovo le grandi mappe che presentano sia la Cina, diciamo l'Asia, sia anche le altre con il Mediterraneo, il Nord Africa e anche il Nord America, perché attualmente sono sotto dei pannelli, perché su questi pannelli hanno appoggiato delle opere per altre mostre. Comunque questa è la prima che il Grisellini fa, e lo fa assieme a Giustino Menescardi, che è quello che gli dà, che farà le figure. Cioè Grisellini fa la parte geografica, perché quello era capace a fare. Invece il Menescardi gli viene dato il compito di riempire di figure questi grandi teleri. E entriamo un attimo dentro in questi teleri, che sono straordinari perché sono pieni di cose veramente da osservare, e anche questi hanno tutta una serie di figurazioni che naturalmente vanno a rimpiazzare dei luoghi dove poco si sa, e quindi si mettono delle figure, ma vedete ci sono carovane, ci sono cammelli, ci sono piccole figure che tra l'altro richiamano molto da vicino quelle che era il gusto per le cineserie che c'era in quel momento. Voi pensate a quanti mobili in lacca venivano fatti in quel periodo, no? Proprio con queste piccole figurine. E vedete peraltro che dalla parte destra c'è una linea tracciata che porta il titolo di "Questa linea indica i viaggi di Marco Polo", entra a Samarcanda e poi entra dentro l'Uzbekistan, quello che è l'attuale Uzbekistan, e poi sale su per il Cataio. Ecco, quindi a questa grande mappe dell'Asia viene tracciato quello che è il possibile viaggio di Marco Polo. Avete notato, peraltro, che questa carta ha il sud verso l'alto, e questo perché probabilmente le carte appunto che Marco Polo aveva portato
a cui si era ispirato, e anche i geografi più tardi cinesi, avevano questo tipo di orientamento, e non con il nord come siamo noi abituati. Ecco qua. Vedete qua, tra l'altro, c'è segnata anche la muraglia cinese, la grande muraglia. Sulla sinistra vedete che c'è anche qua il paese di Qinsai, con anche qua delle figurazioni appena accennate ma molto godevoli, e poi al centro c'è un rinoceronte. Se avete presente il quadro del Longhi che c'è a Carezzonico col rinoceronte, la famosa signorina Clara, così veniva chiamato, che era questo fenomeno da baraccone che era stato portato a Venezia in quel periodo, qua siamo nel 1762, e che Menescardi inserisce dentro questo mondo fantastico, anche se i rinoceronti da quelle parti proprio non è il loro habitat. E vedete che c'è la punta del Ceylon e la punta dell'India nella parte superiore. Passiamo rapidissimamente all'Ottocento. Questo è un piccolo ritratto di Teodoro Matteini. Teodoro Matteini in questo momento ne trovate delle opere, è la prima opera che voi vedete, e anche la copertina di catalogo della mostra sul ritratto dell'Ottocento che c'è adesso a Capesero. È stato maestro, tra l'altro, insegnante all'Accademia, e compila questo album con gli uomini illustri, tra i quali mette Marco Polo. Ormai non interessa più il geografo, interessa poco anche il diplomatico. Quello che interessa è riuscire a fare un ritratto, dare un volto che sia il più veritiero possibile a questo signore, un volto che tra l'altro traspiri anche la sua psicologia, e la psicologia che traspare da questo piccolo disegno, che tra l'altro si porterà poi dietro tutta una serie di imitazioni, è quella di un uomo molto posato, veneziano anche per come veste, di una certa età, un uomo maturo, un uomo che ne ha viste di tante e che in una qualche maniera deve essere rispettato proprio anche per la sua autorità anche di uomo anziano. Tant'è vero che da Teodoro Matteini viene tratta questa stampa, è una stampa che poi gira tantissimo, che ha una grande diffusione. L'incisore è Felice Zuliani, e da qui tra l'altro passa anche, ormai siamo nel 1847, a una medaglia. Incomincia l'era delle celebrazioni ufficiali. Nel 1847 a Venezia si tiene il congresso degli scienziati. Siamo un anno prima della rivoluzione. A Palazzo Ducale italiani vengono concentrate tutte le migliori menti nazionali per discutere di tanti argomenti. Se ne fa anche, come usava loro, una medaglia, che in questo caso è fatta da Antonio Fabris. Questo è l'esemplare in argento, che c'è al Correr. L'unico esemplare in oro invece viene dato al presidente del congresso, che era il principe Giovannelli. Il 1847 è un anno importantissimo anche perché viene in quell'anno prodotto Venezia e le sue lagune, che è un libro fondamentale per illustrare la Venezia di quel tempo, e dove molti dei signorotti veneziani aprono le loro porte per mostrare i loro palazzi, le loro piccole raccolte. Uno di questi è Domenico Zoppetti. Domenico Zoppetti, commerciante in stoffe, raccoglie molte storie, molte opere di storia patria, molte opere di contemporanei,
muore poi nel 49 alla Giudecca, poco prima della fine dell'assedio, muore di colera, e tra le opere che lui ha raccolto è questo, che non è Lorenzo, ma è Leonardo, scusate, sbagliato, Gavagnin. Leonardo Gavagnin è quello che ha fatto il soffitto qua della Fenice, che adesso è stato ricopiato, ma insomma l'ideazione era quella di Leonardo Gavagnin, che entra non tanto più nella figura di geografo o di diplomatico o comunque all'interno, diciamo, del racconto del milione. Qui ormai siamo quando Marco Polo è già tornato a Venezia, quando Marco Polo riprende, dopo 16 anni che era stato fuori Venezia, riprende a contattare la sua realtà veneziana. E come racconta il Ramusio, non è stata una cosa semplice, perché lui si presenta a casa propria in abiti molto dismessi e i suoi anche parenti non lo riconoscono, non hanno la certezza di chi sia, non hanno la contezza che siano veramente con Marco Polo. Allora Marco Polo, questo è quello che racconta Ramusio, decide di organizzare una cena dove invita gli amici e i familiari. A questa cena si presenta prima con l'abito, diciamo, da viaggio, poi esce e si ripresenta con abiti straordinari, portando però con sé il suo vestito da viaggio. E a questo punto lacera il vestito da viaggio e da cui tira fuori tutta una serie di perle, di gemme, di cose preziose, che era quello che era evidentemente riuscito a portare come ricchezze che erano trasportabili dai suoi lunghi viaggi. Cioè, perché tutta questa ricchezza di Marco Polo, quando torna in patria, voi insomma dovete pensare che erano tempi dove non c'erano i transfer, dove uno passava i soldi da una parte all'altra, insomma, bisognava portarseli dietro le ricchezze, e lui, come usa anche adesso, tra l'altro, se le nasconde dentro dentro i suoi vestiti. E questo è proprio, come dire, un'immagine quasi fotografica. Siamo nel 1848, quindi siamo lì con la fotografia, con l'inizio della fotografia, nella quale Marco Polo mostra e dà la giustificazione del fatto di essere veramente lui, colui che era partito 16 anni prima e che adesso era tornato a casa. Quindi un aspetto molto personale che non ha nulla a che fare con la sua fama, appunto, meritata con il milione. L'Ottocento veneziano, voi lo sapete bene, cerca in tutte quante le maniere di recuperare di Venezia un'immagine che sia vincente, che sia paragonabile a quello che aveva prima della caduta della Repubblica, e la cerca di recuperare proprio esaltando alcuni personaggi e cominciando a giocare fin da allora la carta della cultura. Allora voi sapete che a Palazzo Ducale, allora l'attuale Istituto Veneto di Scienze ed Arti era situato a Palazzo Ducale, dove era stato incominciato a programmare e poi a realizzare un pantheon dei grandi personaggi veneziani, sempre per appunto cercare di alimentare questo nuovo mito di Venezia, non più basato sulle armi e sulla politica, ma sulle grandi eccellenze di artisti, di musicisti e in questo caso anche di viaggiatori. Potete vedere il Pantheon Veneto, basta che entrate a Calo Redan, adesso all'Istituto Veneto, sono lì proprio all'entrata. Mancava quello di Marco Polo, siamo nel 1863, quindi ancora gli austriaci in casa. Viene realizzato da Augusto Gamba questo busto di Marco Polo, che come vedete ripercorre
il Matteini in queste variazioni che ci sono state, sempre di personaggio molto pacato, ben vestito, ormai, come dire, nella piena maturità, un uomo che non si direbbe un grande avventuriero, ecco, ma più che altro un rappresentante della saggezza veneziana. Pochi anni dopo, 1867, ormai siamo in piena unità d'Italia, cioè incomincia l'unità d'Italia, nel 66 c'è l'annessione di Venezia all'Italia e si cerca di fare una sorta di gemellaggio tra Genova e Venezia. Le due grandi rivali bisogna cercare in una qualche maniera di rimetterle insieme. E allora c'è uno scambio di doni che viene fatto tra Genova, che manda qui a Venezia 2 busti di Santo Varni con l'immagine col busto di Vittor Pisani e Pietro Doria. I veneziani rispondono con 2 opere in mosaico, che sono Marco Polo e Cristoforo Colombo. Questa immagine qui, che viene usata anche come immagine guida, anche credo per le celebrazioni che si stanno facendo adesso, in effetti oggi si trova a Genova, perché è stata fatta qui ed è stata fatta da Salviati, cioè Enrico Podio è stato il mosaicista, ma Salviati è stato quello che ha diretto tutta quanta l'operazione. Questa immagine quindi adesso è a Genova e vedete che Marco Polo, quello che ha in mano è il milione, cioè è l'esaltazione del viaggio, l'esaltazione del letterato, più che per gli altri aspetti scientifici che poteva rappresentare. Andiamo ancora avanti. Ecco, qualche tempo dopo in questo periodo, tra l'altro, c'è tutta una serie di traduzioni di interesse per Marco Polo. Lo traducono in tutte quante le lingue, siamo a metà dell'Ottocento. Un signore scozzese, Henry Yule, il quale era un colonnello britannico in India, il quale decide di seguire le orme di Marco Polo e scrive un libro, The Book of Sir Marco Polo, Venetian, il quale, edito nel 1871 in inglese, viene tradotto da Guglielmo Berchet. Guglielmo Berchet è lo storico, Federico Berchet è l'architetto, quindi diciamo da questa importante figura di storico che è stato Guglielmo Berchet. Ed è, tra l'altro, in questo libro è compiegato la prima, non so se sia la prima, insomma, ma penso di sì, fotografia del testamento di Marco Polo che c'era alla Marciana. È il primo documento che mostra diciamo a un pubblico molto vasto il famoso testamento, sui quali nei prossimi giorni ci sarà un convegno all'Istituto Veneto. Quindi questo signore Yule viene letto, nella traduzione di Guglielmo Berchet, viene letto anche dal sindaco Dante Seregno della Alighieri, Dante Seregno d'Alighieri, che era appunto sindaco in quel periodo e che in preparazione del terzo congresso geografico fatto a Venezia, che si sarebbe tenuto a Venezia, prende contatto con artigiani di Canton per fare riprendere un'immagine che è questa statua, che sarebbe la statua di Marco Polo, che era nel Tempio dei 500 geni tutelari a Canton. Il Tempio dei 500 geni tutelari non c'è più,
La statua in legno è arrivata da Shanghai con un piroscafo nel 1881 e dopo essere stata esposta alla Marciana, perché in questo congresso poi c'è stata questa mostra che ha accompagnato il congresso, e qui abbiamo delle immagini che sono tratte dall'Illustrazione Italiana, che era questa rivista che è straordinaria per consultare quello che è successo nell'Ottocento, da un punto di vista anche artistico. Questa veniva esposta e vedete qua sulla destra, questi siamo proprio nelle sale monumentali della Marciana, insieme a altri documenti. È la prima volta in cui ci si rende conto della ricchezza cartografica che c'è a Venezia, che si era accumulata prevalentemente proprio nelle case nobiliari veneziane. Passiamo molto rapidamente nel 1954, qua si celebra il 7° centenario della nascita di Marco Polo. Anche questa volta il Comune prende in mano le celebrazioni per poter fare delle cose che ricordino degnamente Marco Polo. Questo è il programma delle attività. Viene anche in questo caso coniata una medaglia che è di Francesco Scarpabolla, che era un artista allora molto accreditato, e viene fatta una importantissima mostra alla Marciana, di nuovo, dove veramente il tema di Marco Polo è un tema che, come dire, è sotteso, perché riguarda l'Asia nella cartografia occidentale ed è fatta dalla allora direttrice, che era Tullia Gasparini Leporace, ed è un testo che oggi è ancora validissimo, dal quale tra l'altro abbiamo tratto le notizie di quei primi planisferi, ma era stato veramente messo le cose più preziose del patrimonio cartografico veneziano. E contemporaneamente viene anche edito questo libro, che sono un'edizione del Ramusio, l'edizione che Ramusio fa alla metà del Cinquecento sulle viaggi di Marco Polo, insieme ai viaggi di altri esploratori. Viene fatta questa edizione, che tra l'altro è un'edizione anche molto chiara, con anche la prefazione fatta dal Ramusio, e vedete che comunque anche c'è la rappresentazione, la fotografia, insomma, l'immagine di Giunti, dell'editore Giunti, che era quello in Frezzerie che aveva fatta la prima edizione del libro della navigazione e dei viaggi di Marco Polo. Arriviamo ai giorni nostri, qua non c'è nessuna celebrazione, siamo intorno al 2004 e viene presentato al Correr uno degli ultimi lavori di Emanuele Luzzati. È il Milione, nella traduzione, anzi nella versione toscana, che è questo, con all'interno delle illustrazioni fatte dal maestro. Il testo è senza note, è solamente per una godibilità letteraria, quindi per riuscire così ad assaporare proprio quelle che erano le vene del racconto di Marco Polo, e viene illustrato, ci sono una ventina di tavole qua dentro, viene illustrato da questi disegni che io trovo bellissimi, straordinari, dove l'immagine di Marco Polo è quello di un ragazzo giovane, felice, che qui è insieme al convivio col Gran Khan, dove appunto Marco Polo racconta del vasellame d'oro, di tutta questa corte di signore straordinarie che erano insieme al banchetto,
Qui lo stesso con altre presenze femminili, ma vedete che è un Marco Polo ragazzo, come in effetti era ragazzo, perché era partito molto, molto giovane. E naturalmente questi disegni sono anche pieni di ironia. Qua dal cammello passa l'elefante, quindi siamo probabilmente in una zona più indiana verso l'India. Qui è la pagina che è stata richiamata prima, in questo paese di donne meravigliose, di uccelli colorati di tutti i generi, con questi colori straordinari fatti queste tavole straordinarie fatte da Luzzati. Luzzati poi muore nel 2006, quindi è uno degli ultimi veramente lavori che fa, e questo è il ritorno, la tavola con il ritorno di Marco Polo. Ritorniamo e finiamo a quella che è l'immagine guida di queste chiacchierate. Questa è stata la prima, ci saranno le altre puntate e insomma, aspettiamo adesso, siamo curiosi di sapere in quali veste, sotto quale angolatura si cercherà di sottolineare oggi la figura di Marco Polo. Lo vedremo nelle prossime puntate. Grazie.